La serie di eventi accaduti ieri e lunedì è molto allarmante per noi. Io come imprenditore d'affari del centro, una cosa grave, ora sono davvero spaventato. Come un nostro negozio in centro vuol dire qui ci sono tanta sicurezza, però fine non trovo mancanza. Esterrefatto il titolare dei due negozi My One in piazza Castello, dopo il furto lunedì di quasi 1.000 euro ai danni di un dipendente che stava consegnando l'incasso, ieri notte l'ha spaccata nell'esercizio commerciale di Contrà Piazza Castello. Le telecamere di videosorveglianza hanno documentato tutto quanto avvenuto in poco più di un minuto. Avevo preso questo. Sì, preso questo e dopo rotto. E dopo lui entra. E dopo così. La forzatura della serranda e l'intrusione nel negozio con la razzia di bigiotteria e orologi nei pressi del registratore di cassa e di una vetrina, 2.000 euro circa il bottino. E come prima no paura, adesso ho paura. Prima ce l'ho mondo bene, adesso non va bene. Il ladro poi in fuga in bicicletta sembrerebbe essere la stessa persona che ha tentato di forzare le serrande del ristorante 10 giugno, questa volta però senza riuscirci. Anche qui il suo gesto è stato immortalato dalle telecamere. Il centro, come vuol dire, una cuore della Vicenza, quindi qui ci sono tante sicurezze, però fine noi non preso tanto preoccupato per fare tutte queste cose. Quindi qui questo incidente noi non voglio. Quindi dire che amministrazione della locale polizia e sindaco è davvero portare questi incidenti alla loro attenzione. Più appena possibile risolvere questo problema. Grazie.